La fine dell'anno potrebbe portare a Nuresi un nuovo salasso sulla Tari sotto forma di una crescita del saldo sulle bollette del 2014 o di una vanificazione dei possibili risparmi derivanti da una più efficiente gestione del servizio. L'allarme è stato lanciato dal consigliere comunale di Nuoro Futura Pisdaz, Marcello Seddone, che nei giorni scorsi ha notato nell'albo pretorio una determina firmata dal dirigente del settore ambiente del comune. La numero 2813 del 25 novembre che si occupa dell'impegno a favore del termovalorizzatore di Tossilo per il conferimento dei rifiuti indifferenziati nel secondo semestre del 2014. Dal testo della determina, scrive in una nota il consigliere Seddone, si evince un aspetto molto preoccupante per i cittadini nuoresi, vale a dire la necessità di prevedere una maggiore somma nel piano economico-finanziario Tari, pari a 572.651 euro. Oneri che presumibilmente si riverseranno in una maggiorazione delle tariffe a carico dei contribuenti. Un ulteriore costo, sottolinea Seddone, che rischia di far diventare insostenibile il peso della Tari, superando di gran lunga quanto previsto e autorizzato dal Consiglio Comunale. L'esponente dell'opposizione stigmatizza anche il fatto che l'aumento venga previsto in una semplice determina dirigenziale senza che l'Assemblea Comunale sia stata informata. Da qui le pessimistiche previsioni per le tasche dei contribuenti nuoresi. Quanto al nuovo bando, Seddone rileva come ancora non ci sia nulla all'orizzonte nonostante le promesse fatte dall'amministrazione comunale in questi anni. A questo punto mi chiedo se dietro questa continua inefficacia vi sia una inadeguatezza di fondo di chi ricopre la massima responsabilità di governo della città, oppure, conclude Seddone, ma spero di no, vi sia stato un preciso disegno di dilatare i tempi per arrivare ad aggiudicare il servizio in piena campagna elettorale.